Cari ascoltatori, buona serata. Vi ricordiamo anche oggi il nostro indirizzo che è via Castelfranco Veneto 85/2 Pordenone e per la precisione Chiesa di Fede ADI Faith Assembly of God. Vi rinnoviamo anche il nostro invito a partecipare alla nostra funzione domenicale che si svolge dalle ore 9 alle ore 11. Bene, carissimi, anche oggi trascorreremo insieme un piccolo tempo leggendo e meditando dalla parola di Dio. La piccola meditazione che i rami dell'ulivo oggi hanno preparato è tratta dal Vangelo di Giovanni 21, verso 21, che andiamo a leggere subito insieme. Allora, Giovanni 21, verso 21. Al vederlo, Pietro disse a Gesù: Signore, e di costui che ne sarà? Parola di Dio. Bene, questo piccolo verso è tratto proprio dal capitolo 21, come vi avevo preannunciato. Il capitolo 21 è interessante sapere che è l'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, quindi vediamo che è un po' la conclusione del mandato di Gesù, della storia di Gesù sulla terra. E qui proprio questo verso è collocato all'interno di un dialogo che Gesù ha con Pietro. Gesù rinnova il mandato, il ministero di Pietro come guida degli altri discepoli. E cosa accade? Accade che Pietro, dopo aver ricevuto questa rivelazione, che cosa fa? Un po' umanamente vede Gesù che cammina vicino a Giovanni, che Giovanni si appresta a camminare con Gesù e gli domanda quale sarà il destino di Giovanni. Ecco, è molto interessante questo verso perché vediamo che Pietro, pur avendo ricevuto un grande ministero che poi adempirà ottimamente, in questo momento un po' dimostra quelle che sono le fragilità umane, le nostre piccole carnalità, cioè invece di in un certo senso concentrarsi, no, in questa grande rivelazione che aveva avuto perché aveva ricevuto una rivelazione di quella che sarebbe stata la sua chiamata, in particolare il suo ministero, cosa fa? Chiede a Gesù che cosa ne sarà degli altri. Ecco, in questo ho un po' ritrovato, cari ascoltatori, un pochino quello che è, parlo sempre per primo, per me, il nostro atteggiamento. Quando noi siamo arrivati, no? Davanti al Signore, ci siamo pentiti dei nostri peccati, abbiamo ricevuto, grazie al fatto che abbiamo accettato Gesù come nostro personale Salvatore, lo abbiamo riconosciuto come nostro personale Salvatore, abbiamo ricevuto il perdono dei peccati e se c'è qualcuno in linea che ancora non ha fatto questo passo, noi dei Rami dell'Ulivo lo invitiamo ancora una volta ad avvicinarsi a Dio e proprio per conoscere l'amore di Dio e proprio per ricevere questo perdono accettando, facendo un percorso e poi capendo e accettando il sacrificio di Gesù nella sua vita. Ma torniamo alla nostra piccola meditazione. Come dicevo, quando noi accettiamo il Signore, sì, cominciamo un percorso, no? Un po' diciamo anche Pietro qua ha cominciato un percorso, però invece di preoccuparsi di quello che era il suo percorso, di quello che era la sua chiamata, si è guardato in giro e questo
lo devo dire, l'ho ritrovato in qualche momento anche nella mia vita. Ma questo è un atteggiamento, come dicevo prima, magari in Pietro era una piccola curiosità e anche in noi magari è una piccola curiosità, ma se non stiamo attenti, questa piccola curiosità, che è anche una curiosità umana, può lavorare in noi e diventare qualcosa di pesante, qualcosa di negativo, qualcosa che ci blocca. Infatti, quando noi ci guardiamo in giro, tendiamo un po' anche a imitare, no? A imitare gli altri e anche un pochino, qualche volta carnalmente, a invidiare le persone che magari hanno avuto un certo tipo di successo o magari le persone che hanno un certo tipo vita, un certo tipo anche, può essere anche di chiamata, no? All'interno della Chiesa. Questo può diventare veramente negativo. Noi dobbiamo concentrarci in quella che è la nostra chiamata. Noi dobbiamo ubbidire alla nostra chiamata, se no, senza rendercene conto, procureremo danni agli altri e prima di tutto a noi stessi e anche agli altri, perché per dire, faccio un piccolo paragone materiale. Come può una persona che ha di piede il numero 40 entrare in una scarpa numero 35? Eppure tante volte noi guardandoci in giro e vedendo magari qualcosa che umanamente ci interessa, no? Qualcosa magari l'adempimento di una chiamata nel fare qualcosa che a noi piacerebbe fare, possiamo fare questo errore e possiamo un po' comportarci come il nostro caro Giona, di cui abbiamo parlato proprio la puntata scorsa, e per chi non l'ha seguita, perché non è detto che l'abbia seguita, vogliamo rileggere un pochino cosa il verso, no, che ci aveva portato Giona alla disubbidienza e che è in Giona 1 verso 3. Ma Giona si levò per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza dell'Eterno. Così scese a Giaffa, dove trovò una nave che andava a Tarsis, pagò il prezzo stabilito e si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza dell'Eterno. Ecco, qui Giona, come abbiamo detto nella puntata precedente, aveva ricevuto un ordine, una chiamata specifica, ma per motivi suoi aveva preferito, si era allontanato, non aveva adempiuto a questa chiamata. E così noi, senza rendercene conto, se ci guardiamo in giro, se finiamo per imitare, se osserviamo troppo la vita degli altri, finiamo per allontanarci dal centro della volontà di Dio. Finiamo per allontanarci da Dio. Finiamo per non adempiere alla nostra chiamata, perché ognuno di noi ha una chiamata diversa, perché ognuno di noi è diverso, ma ognuno di noi ha una volontà che deve adempiere secondo il desiderio di Dio, che spesso noi non capiamo, perché anche qui Pietro voleva capire, voleva sapere, ma a noi non è dato di sapere i motivi per cui il Signore determina che una persona abbia un certo ruolo o abbia una certa chiamata. Le chiamate sono tante, come viene detto in Efesini 4:11, che andiamo subito a leggere insieme. Efesini 4 verso 11, che dice: ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti,
altri come evangelisti e altri come pastori e dottori. E qui vediamo proprio la varietà dei doni, no? Nella Chiesa, la varietà di ministeri. Non possono tutti essere pastori, non possono essere tutti dottori, ma questo non deve trarci in inganno, cioè la posizione di una persona non deve, come al solito, trarre in inganno la nostra carnalità, perché il Signore sceglie una persona secondo il suo proponimento, ma ogni persona nel ruolo, nella chiamata che ha ricevuto dal Signore è amato ed è ugualmente visto dal Signore. Non è perché uno occupa un certo ruolo, viene guardato con particolare favore, ma quello che il Signore ama è che noi adempiamo alla nostra chiamata, secondo il suo proponimento, non preoccupandoci della chiamata degli altri, non guardando agli altri. E questo lo possiamo capire molto bene in una narrazione che c'è in Luca 10, verso 32-33, quando Gesù parla, risponde alle domande che gli vengono fatte con questa narrazione. Parla di un uomo che è stato assalito dai briganti e che cosa succede? Quest'uomo è rimasto steso a terra e che cosa succede? Leggiamo insieme Luca 10, verso 32. Similmente anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Verso 33. Ma un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione. Ecco, qui vediamo un levita, un addetto proprio a quella che era concretamente l'esecuzione del sacrificio, un levita che apparteneva alla linea di Aronne, quindi una casta, diciamo, possiamo usare questa parola casta un po' speciale, no? Un po' che aveva un compito veramente particolare, paragonato a un samaritano. Il samaritano sappiamo che ai tempi di Gesù era considerato impuro, era considerato niente, eppure Gesù, quando in questa narrazione dice che questo levita, quindi un uomo di Dio con una posizione particolare, una persona speciale, non compie la sua volontà. E invece il samaritano, prendendosi cura di questo uomo trovato ferito per la strada, adempie alla volontà di Dio. Quindi questo vuol dire che non è la chiamata, il tipo di ministero, il tipo di posizione che uno ha nella vita o anche nella Chiesa che determina il favore di Dio, ma il favore di Dio è determinato dalla nostra ubbidienza. Il Levita aveva una posizione particolare, eppure non ha adempiuto alla volontà del Signore. Il Samaritano, invece, che era una persona così considerata a quei tempi inferiore, è stato guardato con favore dal Signore. Questo vuol dire che qualunque chiamata noi abbiamo, qualunque lavoro il Signore
ci porta a fare, noi dobbiamo preoccuparci di fare la sua volontà. Non dobbiamo guardarci in giro, non dobbiamo cercare, come dicevo prima, di imitare, no? Anche a volte è brutto da dire, ma umanamente invidiare un'altra posizione, perché pensiamo che il favore di Dio sia dovuto a, diciamo, alla grandezza del mistero, alla grandezza della chiamata. No, questo non è dal Signore, perché il Signore ama ognuno di noi. Non c'è nessuna persona che non è amata dal Signore. Siamo amati tutti in ugual modo. E dobbiamo smettere di credere che ci sono delle persone, oppure noi magari possiamo sentirci dimenticati da Dio, perché il Signore non si dimentica di nessuno, ama tutti, ha una chiamata per tutti, e questo lo possiamo ben leggere, ben capire leggendo Isaia 49 verso 5, che ci apprestiamo subito a leggere. Che cosa dice Isaia 49 verso 5? Può una donna dimenticare il bambino che allatta e non avere compassione del figlio del suo grembo? Anche se esse dovessero dimenticare, io non ti dimenticherò. Quindi siamo amati dal Signore, il Signore non si dimentica di nessuno. Non dobbiamo preoccuparci degli altri, non dobbiamo guardare agli altri, ma dobbiamo veramente concentrarci. Questo prima di tutto parlo per me. Come sapete, cari ascoltatori, ho detto più volte, no, che la persona che medita, no, un piccolo verso è la prima persona eh, che riceve questa parola, che riceve anche degli ammaestramenti dalla parola di Dio, quindi parlo prima di tutto per me. Ecco, come Pietro sicuramente aveva ricevuto un grosso ministero, però così carnalmente la sua curiosità era andata in quello che poteva essere il destino dell'altro discepolo. Così noi non dobbiamo guardare agli altri, al loro ministero, al loro destino, ma dobbiamo concentrarci sulla volontà che il Signore ha per noi, perché Dio non si dimentica di nessuno. Può accadere, questo lo dico soprattutto come sempre a me stessa, e scusate se vi ripeto, che in qualche momento ci sentiamo, no, abbandonati, ma questa non è la verità, perché Dio, come abbiamo letto proprio in Isaia, ama tutti, ci ama, non si può dimenticare di noi. Una madre può dimenticarsi del bambino, ma il Signore non si dimentica di ognuno di noi. Quindi non pensiamo magari in un momento di difficoltà, in un momento difficile, in una piccola crisi, che Dio si è dimenticato perché, non so, non abbiamo un ruolo importante, oppure perché abbiamo sbagliato. Si può sbagliare e il Signore è sempre pronto a perdonarci quando noi chiediamo perdono, ma soprattutto dobbiamo concentrarci in quella che è la volontà, che è la chiamata personale di ognuno di noi, perché così facendo faremo veramente la volontà di Dio. E come dico sempre a me stessa: Cristina, tu fai la tua volontà, la volontà di Dio nella tua vita, nel tuo giornaliero, nel tuo stare insieme con gli altri, e beneficerai tu della grazia del Signore, beneficeranno anche gli altri, perché anche quando abbiamo letto la diversità dei ministeri, ogni ministero ha il suo ruolo, siamo un corpo, siamo membra di uno stesso corpo, e il mignolo non vale
meno della testa, perché anche la testa ha bisogno del mignolo. Così cerchiamo, cari ascoltatori, di non cadere, no, in questa curiosità in cui è caduto anche Pietro, che poi ha adempiuto perfettamente alla sua chiamata, ma abbiamo usato un po' questo verso per cercare un po' di capire quelle che sono le nostre caratteristiche che ci possono proprio allontanare e far sbagliare, no? Rispetto a quella che è la volontà del Signore nella nostra vita. Bene, cari ascoltatori, questa piccola meditazione è giunta al suo termine e veramente è un po' di tempo che non lo facciamo, ma oggi desidero condividere con voi la mia preghiera, la nostra preghiera dei rami dell'ulivo rispetto proprio a questa piccola meditazione. Ecco, Signore, desidero veramente ringraziarti, Padre, prima di tutto per la salvezza che mi hai dato, Signore, per il tuo grande amore. Desidero che sia fermo dentro di me l'amore che tu hai avuto per me, Signore. E poi in questo momento, Signore, desidero portare la mia preghiera, Signore, verso di te, affinché, Padre, tu mi dia la forza, la lucidità, la capacità, la saggezza, Signore, di adempiere a quella che è la tua volontà nella mia vita, Signore. Signore, che io non mi scosti né a destra né a sinistra rispetto a quella che è la chiamata che tu hai deciso per me, la volontà che tu hai deciso per me. Signore Spirito Santo, veramente ti chiedo di ministrarmi e di darmi proprio la capacità e il discernimento di capire, perché desidero veramente essere al centro della tua volontà per la mia vita, qualunque essa sia. Nel nome di Gesù ho pregato. Ecco, cari ascoltatori, veramente questa volta il nostro tempo è terminato e quindi in conclusione, come ogni domenica sera, e proprio anche a proposito della ricerca, no, che questi versi ci hanno portato, la ricerca verso la volontà del Signore, in conclusione desideriamo lasciarvi ancora una volta i nostri numeri di riferimento. Il primo del nostro pastore, che è 389 681 2922 e il secondo numero per la richiesta di preghiera, che è 340 74 3 5 0 0 8. Ecco, abbiamo veramente finito. Vi auguriamo veramente una settimana ricca di ogni benedizione al centro della vostra personale chiamata. Shalom!